Assessore Bini, con la nascita del G20 Spiagge Italiane si conferma l'importanza di fare rete nel mondo del turismo. Beh, innanzitutto ho assistito davvero a 3 giorni di lavoro con questo G20 dove la parola rete, sistema l'ha fatta da padrone. L'unione fa la forza non deve essere solo uno slogan ma un mantra, un vero mantra per rilanciare il nostro turismo. Oramai la competizione è davvero mondiale, globale, quindi noi non possiamo, guardate, prima l'ho detto in un mio intervento, noi dobbiamo guardare l'offerta turistica con gli occhi dei turisti. I turisti oggigiorno hanno difficoltà a riconoscere e ad accettare confini nazionali, figuriamoci confini regionali. Quindi prima ho lanciato un appello all'amico, oltre che assessore al turismo del Veneto Canner, lavoriamo assieme, mettiamo a denominatore comune quelle che sono le nostre forze, quelle che sono le nostre eccellenze, riusciremo ad offrire assolutamente dei prodotti adeguati ai turisti sempre più giustamente esigenti. Lei ha segnalato anche l'importanza del fatto che le istituzioni siano vicine agli imprenditori. Fondamentale, fondamentale. Non dimentichiamoci che gli imprenditori generano ricchezza e creano posti di lavoro. Noi purtroppo viviamo in un paese che, insomma, dobbiamo dirci la verità, non è proprio friendly per chi fa impresa, tassazione, burocrazia, eccetera, eccetera, eccetera. Forse bisognerebbe riconciliare il rapporto tra Stato ed imprenditori. Gli imprenditori generano ricchezza, vanno aiutati e non vessati.